Cordiale saluto, gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, edizione della notte del nostro web giornale. Apriamo subito con una notizia di cronaca nera, perché un operaio di 44 anni, dipendente di una ditta esterna, è morto nel pomeriggio di oggi mentre stava lavorando sul tetto di un fabbricato in costruzione all'interno della Fantoni, nella zona industriale di Rivoli di Osoppo. Secondo la ricostruzione, il 44enne si è sentito male collassando a terra. Seppur celeri, inutili i soccorsi. Sul luogo della tragedia i carabinieri e vigili del fuoco. Si è appena conclusa la serata per quanto riguarda le civiche benemerenze che il comune di Rivignano Teor dà ai suoi cittadini del territorio comunale. Quest'anno, come da tradizione, l'alternanza si va al polifunzionale di Teor. E allora al termine della cerimonia abbiamo avvicinato il sindaco Mario Anzil per fare un po' un bilancio di quest'annata 2022. Le sue parole. Nonostante le avversità di tutti i tipi, questa è stata una annata molto buona per il nostro comune. Tantissime opere pubbliche sono state completate, altre sono in corso in questi giorni, in questi mesi, altre sono progettate, finanziate e partiranno, e quindi da quel punto di vista siamo contenti, e siamo anche contenti stasera di avere ricordato l'esempio di alcune persone che si sono particolarmente distinte nella nostra comunità e con il loro esempio ritroviamo ancora lo spirito per impegnarci, per vivere questa comunità che amiamo profondamente. Diciamoci la verità, Rivignano Teor è sempre una sorpresa. Sì, è sempre una sorpresa, non si sa come può andare a finire, bisogna venire per scoprire il finale. Complimenti e buona fine e buon principio, signor Sindaco. Grazie e auguri anche a tutti voi. Assessore Callari, oggi è stato presentato il nuovo strumento per il mercato elettronico. Quali vantaggi per il territorio? Assolutamente molto importanti. Noi dobbiamo guidare sia le nostre piccole aziende che i nostri comuni nel nuovo mercato elettronico. Il mercato elettronico che ha sempre destato grandi preoccupazioni, intanto perché quello che è già esistente, il MEPA nazionale, è molto complesso nelle sue caratteristiche strutturali, e un po' perché le piccole aziende, soprattutto le microimprese del territorio, hanno enormi difficoltà a cimentarsi su questo mercato globale. Per cui abbiamo pensato di farci un po' il MEPA regionale, cioè una struttura, una piattaforma che sia molto legata alle esigenze del territorio, che quindi assuma soprattutto le richieste delle pubbliche amministrazioni e le trasferisca alle piccole aziende che si potranno accreditare, aiutati dalla nostra società Insiel, a cimentarsi in questo nuovo mercato, che è il futuro. Io dico sempre, non si può sfuggire al futuro. Per poter trarne un valore bisogna abituarsi a cavalcarlo il futuro, e noi siamo pronti ad aiutare le imprese e gli enti del territorio a cavalcare questo cavallo imbizzarrito che è il mercato digitale. Chiudiamo qui questa edizione notturna, grazie come sempre per la visione all'ascolto. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di nottata. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.